Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È giovedì 27 aprile, sono le 7.33. Grazie e buongiorno anche a Federico Borsari di là del non vetro in regia. E subito vi ricordo il sito radiolibertà.net, quello già lo conoscete, così come la pagina Facebook di Radio Libertà per vedere cosa va in onda oggi. In primo piano sull'agenzia ANSA la bandiera europea. L'Unione Europea riforma il patto di stabilità. Poi ne parleremo dopo le 9.30 con Antonio Maria Rinaldi, eurodeputato leghista che a questi temi si dedica da sempre anche come economista. Berlino ritiene troppo in diversi articoli. Anche il MES torna in primo piano, il meccanismo europeo di stabilità, il salva stati che dir si voglia, l'Italia deve aderire a un altro bel debito, il MES appunto, secondo le autorità europee, per poter fare tutto il resto. Se volete il nuovo patto di stabilità, beccatevi anche il MES, oltre al PNRR. Insomma, ci stiamo indebitando o ci dobbiamo indebitare o vorrebbero che ci indebitassimo a più non posso. Mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, ferito un giornalista italiano, il reporter Corrado Zunino di Repubblica, a Kherson in Ucraina, ucciso il suo interprete o fixer, quello che appunto gli consentiva di muoversi laggiù. Il ministro degli esteri italiani ha detto che il giornalista italiano sta bene, è seguito dalla nostra ambasciata a Kiev. È morto però l'interprete o fixer, che dir si voglia, ucraino. Kulieba, il ministro degli esteri ucraino, dice le forze armate ucraine lo aiuteranno. Zunino, l'inviato di Repubblica. Sull'Ucraina, Kiev ha cercato di uccidere Putin con un drone, è stata raccontata questa storia, telefonata fra Zelensky e Xi Jinping, una lunga, significativa telefonata fra il presidente cinese e quello ucraino. Il presidente turco invece cancella Erdogan gli impegni elettorali dopo un malore, mentre continuano gli arresti in vista, come avviene in tutte le democrazie, delle elezioni. Per Giorgia Meloni il futuro dell'Ucraina è nell'Unione Europea e Zelensky ha ringraziato l'Italia alla conferenza bilaterale sulla ricostruzione in Ucraina già fatta in Italia ieri. Il governo pensi al lavoro e non solo al 1° maggio, così i sindacati alla presentazione del concerto del 1° maggio. Berlusconi è in ripresa ottimale e convincente. Il nuovo bollettino medico, il quadro clinico è stabile. Joe Biden dagli Stati Uniti fa sapere che se Pyongyang, Corea del Nord, sferrasse un attacco sarebbe la sua fine. Washington e Seoul, la Corea del Sud, hanno concordato di rafforzare lo scudo nucleare americano. Nel frattempo il giudice per le indagini preliminari, il GIP, dispone la custodia cautelare in carcere per Seung, il 35enne accusato a Pisa dell'omicidio della psichiatra Barbara
Capovani. I carabinieri di Torino hanno preso la banda dei sudamericani delle monetine, gettando monetine distraevano anziani soprattutto e donne nei parcheggi di supermercati e cimiteri, avevano fatto colpi per 400.000 euro. Episodio di razzismo sul treno Como-Milano, video virale, vedremo un paio di articoli interessanti su questa questione. Su TikTok sono state raggiunte i 17 milioni di visualizzazioni di questo episodio di razzismo sul treno Como-Milano. 3 ragazze italiane prendono in giro un'anziana cinese. Bersagliate sui social, si sono scusate, era solo un gioco. Sbarcati 40.000 migranti nel 2023, il ministro Piantedosi vede le regioni, tanto l'Olanda vieta il rinvio dei richiedenti asilo in Italia. E infine, accettate di essere più poveri, la Bank of England shock, scrive l'ANSA in prima pagina. Il capo economista della Banca Centrale Inglese ha detto che gli inglesi devono imparare a rinunciare alle richieste di adeguamenti salariali. Questa è buona, i britannici devono accettare di essere più poveri e rinunciare alle richieste di un aumento dei salari, degli stipendi a fronte del caro vita, ha detto il capo economista della Banca d'Inghilterra, Hugh Pill, scatenando forti polemiche. Nonostante sia una figura indipendente, le sue parole hanno irritato sia il governo conservatore, Tory, che da tempo sembra non gradire le interferenze della Banca Centrale inglese, in questo caso, su temi politici o su dossier come il dopo Brexit, sia i giornali e le opposizioni di centrosinistra per l'impostazione apparentemente iperliberista. Il governatore, anzi il capo economista della Banca d'Inghilterra, Peel, all'interno di un podcast realizzato dall'americana Columbia Law School, ha affermato che è naturale per i lavoratori cercare di ottenere salari più alti, o per un ristorante aumentare i prezzi alla fine di coprire i costi energetici. Ma tutto questo alla fine peggiora le cose, generando una spirale inflazionistica. Il capo economista della Banca Centrale Inglese ha puntato il dito contro lo scaricabarile, ha detto che si sta verificando fra imprese e lavoratori e ha invitato di fatto ad abbandonare le richieste portate avanti dai sindacati nelle vertenze salariali in corso nel Regno Unito. A proposito di Europa e di altri paesi europei, Brigitte Bardot attacca Macron, un essere malefico. Su Twitter il regolamento di conti. L'iconica attrice, scrive l'agenzia Agi, deplora l'inazione, la vigliaccheria, il disprezzo dei francesi. Da Brigitte Bardot un duro j'accuse, ovviamente, al presidente Emmanuel Macron con una lunga lettera pubblicata su Twitter nella quale l'attrice definisce il presidente francese un essere malefico. Il quotidiano Le Point ha riferito di un attacco social dell'attrice animalista in quello che appare come un regolamento di conti con il presidente della Repubblica francese. In uno scritto di 2 pagine Brigitte Bardot deplora l'inazione, la vigliaccheria e il disprezzo dei francesi da parte di Macron. L'arrabbiatura dell'88enne Brigitte Bardot. Le sto urlando contro perché sono arrabbiata, scrive Bardot. Tornando al suo incontro all'Eliseo con Macron nel 2018, Bardot spiega che 5 anni dopo la sgrido. Sono arrabbiata per la sua inerzia, la sua codardia, il disprezzo per i francesi e chi glielo restituisce. Ha ragione. Infine un colpo quando attacca il presidente francese per fare della Francia un bidone della spazzatura che ti serve da trono e provi un piacere sadico nel far soffrire il tuo popolo, ma anche i più umili, i più vulnerabili, i più sottomessi, cioè gli animali. Brigitte Bardot, deplora poi la tolleranza di Macron nei confronti dei cacciatori. Il suo patto con i cacciatori la mette in una posizione sospetta nei confronti dell'Unione Europea che incolpa tutte le prerogative che concede loro e lo accusa poi di creare un nuovo mercato col Giappone inviando 1.000 cavalli all'anno in aereo e vivi in condizioni atroci per farne sushi, un proficuo sacrilegio, una macelleria abominevole e disgustosa. E poi fa menzione del fatto che la Francia è il principale fornitore di bestiame vivo dell'Algeria, le cui condizioni di trasporto e macellazione sono atroci, scrive Brigitte Bardot. Oltre al presidente ha attaccato anche il ministro dell'agricoltura. A proposito di Francia, la Francia blinda di nuovo il confine, a Ventimiglia sale la tensione, centinaia di migranti in strada, un viaggio alla frontiera, la Francia ha schierato altri 150 agenti, scrive
per esempio Repubblica da Ventimiglia, compare e scompare da 8 anni, dicono. Della frontiera i liguri di Ventimiglia. Non ci fossero di mezzo tante vite, per prime quelle dei 45-50.000 migranti che ogni anno, secondo le stime al ribasso della prefettura, provano a oltrepassare appunto la frontiera. Beh, questa storia avrebbe quasi del letterario se non ci fossero di mezzo appunto 50.000 migranti all'anno. Anche per questo la nuova stretta annunciata ieri dalla premier francese Elisabeth Borne davanti all'Assemblea nazionale, l'aumento dei gendarmi di confine per contenere la pressione migratoria sul confine italiano di Ventimiglia e 150 poliziotti in più alle dogane già dalla prossima settimana. Anche per questo da queste parti si commenta con timore e con rassegnazione. Una decisione che può creare soltanto nuovi guai. Con l'estate in arrivo sarà inevitabile un peggioramento ulteriore delle condizioni di migranti e città di Ventimiglia. È un'idea condivisa tra le realtà solidali impegnate sul territorio. Anche la Stampa si occupa della stessa questione. In pagina di cronaca oggi, la stretta della Francia sui migranti, altri 150 agenti alla frontiera italiana. Pugno duro di Macron sui flussi migratori. È il secondo scontro tra Italia e Francia dopo la crisi della Ocean Viking di novembre, quando i francesi hanno accolto poche decine di migranti, rispedendone indietro la gran maggioranza, peraltro, ed è sembrata chissà cosa ai francesi. L'Eliseo teme una nuova crisi per l'onda lunga degli sbarchi sulle coste italiane e i francesi chiedono al governo Meloni l'applicazione delle regole di Dublino. Siamo a 38.988 migranti sbarcati sulle coste italiane dal 1 gennaio di quest'anno. Erano 9.600 un anno fa. 696 persone arrivate a Lampedusa ieri in 14 sbarchi diversi, 500 agenti schierati dalla Francia a novembre dopo la crisi sul caso Ocean Viking. Adesso altri 150 in più. Emmanuel Macron teme l'ondata di sbarchi sulle coste italiane e blinda le frontiere a Ventimiglia. Dalla prossima settimana al confine verranno dispiegati 150 agenti in più tra poliziotti e gendarmi del Dipartimento Alpi Marittime per fronteggiare la pressione migratoria proveniente dall'Italia, ha annunciato la premier francese Borne durante la presentazione dell'agenda di governo per i prossimi 100 giorni. Lasciamo la Francia e andiamo in Turchia con asianews.it. A 3 settimane dalle elezioni la Turchia arresta 126 attivisti curdi. In primo piano dunque l'azione del presidente turco Erdogan, che ha fatto arrestare 126 attivisti e giornalisti curdi a 3 settimane dalle prossime elezioni presidenziali, affermando di aver condotto operazioni ovviamente antiterrorismo in 21 province della Turchia. Sulla questione invece della guerra russo-ucraina vi segnalo da subito un articolo di primo piano sulla nuova bussola quotidiana a firma di Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa.it, come i russi stanno logorando gli ucraini. I russi avanzano in Donbass dopo 10 mesi di feroci combattimenti, la battaglia di Bakhmut. Gli ucraini sono alle strette. Gli americani iniziano a prendere le distanze dalla scelta di Zelensky di difendere Bakhmut ad oltranza. Proseguono le battaglie di attrito sul fronte orientale. Chi si logorerà per primo? Mentre Matteo Salvini ha parlato di ricostruzione in Ucraina, ne fa una clip l'agenzia AGI. Ringrazio ovviamente primariamente i tantissimi imprenditori italiani, i rappresentanti degli enti e delle istituzioni che vedo in sala, che dimostrano che stiamo tutti lavorando insieme nella direzione giusta. Grazie anche all'input di Giorgia Meloni, la conferenza penso che abbia già raggiunto 2 obiettivi fondamentali. In primo luogo, ribadire la vicinanza di tutta l'Italia, del governo e dei principali settori produttivi al governo e al popolo ucraino. Soprattutto però la conferenza ci obbliga a puntare lo sguardo verso il futuro, perché lavorare alla ricostruzione significa fare progetti, immaginare una nuova Ucraina che sia terra di lavoro, di innovazione tecnologica, di crescita economica, in una parola terra di pace. E la pace col lavoro devono assolutamente andare d'accordo. Un futuro che l'Italia è pronta a costruire insieme.
Siamo consapevoli che la sfida è complessa perché i danni prodotti dall'aggressione russa sono pesantissimi e la ricostruzione richiederà uno sforzo corale da parte di tutta la comunità internazionale. Siamo altrettanto consapevoli che l'Italia può e deve rappresentare un valore aggiunto per la ricostruzione dell'Ucraina. Per il mio settore, dicevo, quello appunto delle infrastrutture, dei trasporti e dei lavori pubblici, ritengo che il valore aggiunto dell'Italia sia riconducibile ad almeno 3 tipi di fattori. Il primo è rappresentato dalla straordinaria capacità di fare delle nostre imprese nell'ambito delle costruzioni, che poggia su secoli di grande architettura combinata a moderne tecnologie ed intelligenze gestionali. Fra le tante aziende operative, so che oggi ad esempio una di queste aziende ha firmato accordi con le società ferroviarie ucraine sui servizi di tecnologia diagnostica e sui sistemi di segnalamento, e penso a Mermek, mentre un'altra grande azienda che è Webuild ha firmato un accordo con un'altra società ucraina per la costruzione di un impianto di energia idrica. Vedo poi fra gli ospiti l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, che so che guiderà assolutamente una macchina di assoluta eccellenza in Italia e in Ucraina. Quindi da questo punto di vista sono assolutamente sereno e soddisfatto. Così Matteo Salvini sulla ricostruzione in Ucraina. A proposito di Lega, vi segnalo subito l'intervista di Daniele Capezzone a Roberto Calderoli, ministro per gli affari regionali e le autonomie. Grazie alla riforma dell'autonomia, dice Calderoli sulla Verità di stamani, a pagina 11, le regioni taglieranno le tasse. Gli enti locali gestiscono la spesa meglio dello Stato. Se ti do 100 e svolgi quelle funzioni usando 80, con il restante 20 riduci le imposte. Siamo attratti dalle caratteristiche del modello federale spagnolo, dice Calderoli nella conversazione con Daniele Capezzone. Per quanto riguarda invece la questione PNRR, ha parlato, come sapete, in Parlamento ieri Fitto, anche qui una clip dell'agenzia AGI. Mi riferisco in modo particolare al piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, i servizi di educazione per la prima infanzia, per i quali ci sono innanzitutto 2 differenze che ci accompagneranno anche nei prossimi mesi per avere un quadro chiaro tra i cosiddetti progetti in essere, cioè progetti esistenti prima dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono stati inseriti all'interno del piano, e i nuovi progetti. È una differenza non di poco conto che vorrei sottolineare, perché rappresenta e rappresenterà anche dal punto di vista dell'attuazione un elemento di riflessione molto importante, al quale aggiungo un altro aspetto importante, che è una sorta di ricostruzione su questo aspetto, che serve a capire anche le criticità e anche il senso delle soluzioni che noi vogliamo immaginare nel confronto con la Commissione europea, perché il 22 marzo del 2021 e il 2 dicembre del 2021 sono stati individuati attraverso delle procedure di evidenza pubblica questi interventi dei quali noi ci occupiamo, ed è evidente che il valore complessivo di 4,6 miliardi di euro ha portato in questi tempi che ho individuato ad accumulare un ritardo complessivo che rischia di mettere in discussione la possibilità per tutti gli interventi di poter essere di poter avere affidati i lavori al giugno del 2023. Cosa fa il governo su questo? Discute, si confronta con la Commissione europea verso l'alto e fa analoga questione con l'ANCI verso il basso, perché è evidente che non tutti gli interventi sono nella stessa situazione, perché ci sono dei comuni che hanno la capacità di poter realizzare gli interventi nei tempi adeguati e quindi sono dentro questi obiettivi e quindi questa scadenza, e chi invece non lo è. Il tentativo del governo, anzi la proposta del governo, non il tentativo, è quello di confrontarsi con la Commissione europea con l'obiettivo non, come drammaticamente certe volte si legge, perdere gli interventi, no, come poter capire quanti interventi, e quindi il confronto con l'ANCI, di questi non riescono a rispettare il target del 30 giugno per delle ragioni oggettive alle quali ho fatto riferimento, e quali di questi interventi, non rispettando quel target, possono essere oggetto di un confronto con la Commissione europea, non per far saltare l'intervento, ma per modificare l'obiettivo al 30 di giugno, che consente con questa modifica intermedia di garantire la realizzazione dell'intervento alla fine del programma. Questo è l'obiettivo che il governo si propone.
Diciamo che in tema di PNRR, compresi gli asili e le scuole dell'infanzia, tutto sommato è come se fosse Antani. Esatto? Esatto. E andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. La storia dell'episodio di razzismo in treno contro la signora cinese è diventata virale su TikTok, come abbiamo visto anche dalla prima pagina dell'agenzia ANSA. Se ne occupa Wired.it, se ne occupano tutti, 17 milioni di visualizzazioni. Una turista che si trovava sul treno per Milano, che non è una turista qualunque, tra l'altro ha ripreso 3 studentesse mentre deridevano il fidanzato e la madre di origini cinesi. L'Università Cattolica, alla quale appartengono le 3 studentesse infami, le 3 franti, si dissocia con un post su Instagram. Risate di scherno, sguardi ammiccanti e urla. Nei giorni scorsi è diventato virale su TikTok, milioni e milioni di visualizzazioni, un video in cui una turista statunitense di origine pakistana che fa la regista, si chiama Manur Youssef, documenta un episodio razzista ai danni del suo fidanzato di origini cinesi e della madre del ragazzo. Mi trovavo sul treno dal lago di Como a Milano il 16 aprile col mio fidanzato di origini cinesi, sua mamma cinese e suo padre un uomo bianco. Io sono pakistana e siamo tutti statunitensi. Nel video si vedono 3 ragazze che ridacchiano dicendo ni hao ciao in lingua cinese, storpiando volutamente la pronuncia della parola e scoppiando a ridere. Dopo aver chiesto se ci fossero problemi, la ragazza ha ricevuto come risposta un maggior accanimento nei confronti della sua famiglia. Mai nella mia vita ho fatto un'esperienza di un razzismo così palese, continua la regista Manur Youssef nella descrizione del video. E anche il mio ragazzo sostiene la stessa cosa. Mi aspettavo di meglio dalle nuove generazioni. Dopo aver condiviso il video su Instagram, molti dei miei amici asiatici hanno raccontato le loro esperienze razziste in Italia e in Europa. L'America potrà avere i suoi problemi col razzismo, ma l'Europa è indietro di 20 anni. Spero che voi italiani riusciate a trovare queste ragazze e a farle vergognare. È stato un comportamento disgustoso e spero che imparino la lezione. È così deumanizzante sperimentare tutto questo, scrive la regista statunitense e pakistana. Il video riaccende i riflettori, scrive Wired, sull'ennesimo episodio di razzismo in Italia. È diventato virale, 17 milioni di visualizzazioni in meno di 48 ore. Nel giro di poco tempo migliaia di commenti di utenti italiani che si dissociano dal comportamento del gruppo. Non solo, gli utenti che hanno riconosciuto le ragazze hanno postato nei commenti il nome dei loro account Instagram, delle loro università, 3 università milanesi, Bicocca, Yulm e Cattolica, e i luoghi di lavoro. Rispondendo a coloro che hanno inviato il video all'università, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha condiviso un post in lingua italiana con traduzione in inglese in cui si dissocia apertamente dal comportamento delle 3 ragazze sul treno, sostenendo che l'Università Cattolica si è sempre distinta nella promozione dell'inclusione e del rispetto, condannando gli episodi di razzismo. L'università prenderà i provvedimenti necessari contro l'iscritta. Le altre 2 università per il momento non puniranno le razziste italiane, le razzistelle. Per fortuna che c'è Guia Soncini sull'inchiesta che mette un pochino a posto le cose. Una stronzetta americana, cioè la regista di cui sopra, dà di razziste a 3 ventenni per prendere like. E naturalmente scatta la gara a distruggere la reputazione di queste 3 ragazze italiane. Oggi è il 28° compleanno di questa stronzetta americana, come la chiama Guia Soncini, che ha fatto il filmato, Manur Youssef, quella che ha filmato le 3 italiane. E poiché una ragazza deve pur darsi dei traguardi, le piacerebbe che questo 28° compleanno fosse l'ultimo in cui ne ignorate l'esistenza di questa stronzetta americana. L'anno scorso soffiava sulle candeline del 27° compleanno raccogliendo fondi per finanziare il suo cortometraggio, fa la regista. Nel frattempo lo ha diretto e lo sta portando in giro per festival, ma non basta. Lo dice Chris Rock in Selective Outrage. Per diventare famosi in questo secolo ci sono 4 modi: far vedere il culo, quello funziona sempre, commettere un'infamia, Will Smith, il ceffone, essere eccellenti, Serena Williams, ma l'eccellenza è faticosa. Resta il 4° modo, fare la vittima. Racconta dunque la stronzetta, Manur Youssef su TikTok, che il 16 aprile era su un treno tra Como e Milano.
invece di concentrarsi sulla inefficienza di Trenord, si è concentrata su 3 ragazze sedute dall'altra parte del corridoio, di cui 8 giorni dopo ha postato un video. La didascalia. Mai nella mia vita, scrive la stronzetta regista americana, ho visto un tale ostentato razzismo. L'America avrà i suoi problemi con la questione razziale, ma l'Europa è 20 anni più indietro. E commenta Guia Soncini, fa già ridere così. Manur, cittadina americana, dice che l'Europa è ferma a 20 anni fa, a quando erano sì e no 35 anni che l'America aveva messo fuori legge la segregazione abitativa. Siamo indietro, dice la cittadina di un paese che fino agli anni 60 ha avuto campionati sportivi separati per i giocatori neri. Scusate, non voglio distrarmi borbottando, ma pensa a te se dobbiamo stare a sentire una che non solo è nell'età più scema, ma è pure americana. Non vi ho ancora raccontato il video. Nel video ci sono 3 ragazze che ridono. C'è una scena di Sex and the City in cui Miranda si offende moltissimo perché quando chiama il ristorante cinese per ordinare li sente ridere tra loro. È forse l'unica scena memorabile di Sex and the City perché tutte siamo state così giovani e sceme da non voler passare davanti a un gruppetto per strada o nei corridoi del liceo per il terrore che ridessero di noi. Poi cresci e capisci 2 cose. Quella meno importante è che a nessuno importa di te. Probabilmente ridono per i fatti loro. Quella più importante è che se anche ridono di te, chi se ne frega? Cosa ti cambia? Solo che appunto per arrivare a capire che è irrilevante devi crescere e il mondo in questo secolo ti fornisce un telefono con una telecamera, ben prima che tu sia cresciuta. Ti fornisce un telefono con telecamera e ti fa capire che quel telefono è un'arma. La stronzetta americana Manur lo sa, quindi ci dice che era col fidanzato e la suocera cinesi e che le ragazze, orrore e raccapriccio, stavano irridendo la parlata cinese. La stronzetta Manur sa ciò che fa e sa che nel video si vedono solo 3 ragazze che ridono con la tipica stupidera delle ventenni e quindi precisa che non le ha filmate al loro peggio, che in quel video sembrano innocue ma non lo sono. Sembrano 3 che ridono, ma sono il Ku Klux Klan, altra eccellenza americana, scrive Soncini. La stronzetta Manur sa ciò che fa e quindi la chiamata al linciaggio la esplicita. Spero, scrive, che voi italiani possiate rintracciare queste ragazze e svergognarle. È quello che ha fatto la Cattolica. Bello, complimenti. È mai successo che in internet non rispondesse a una chiamata a fare il giustiziere? Certo che no. Martedì le ragazze sono state rintracciate. La Cattolica e lo IULM hanno già dovuto non solo compilare i loro bravi comunicati, ma nel caso della Cattolica anche chiudere i comunicati, chiudere i commenti degli utenti come nei casi gravi. L'indignazione selettiva non turba coloro che conoscono abbastanza la cultura italiana da ricordare quante volte, per spiegarci che è un infame, Edmondo De Amicis ritiene di precisarci che Franti ride. Non siamo gran patria di cancel culture, ma il livello di gravità di 3 che ridono è percepito altissimo. Nel paese fondato su quel romanzo, la cui morale sta nella frase uno solo poteva ridere, mentre De Rossi diceva dei funerali del re e Franti rise. All'altezza di martedì mattina, la stronzetta americana Manur ripostava gongolante il dissociarsi da una delle ragazze di una ditta produttrice di racchette da paddle che la stessa utilizza. Siamo quelli che si indignano se Franti ride, ma siamo anche quelli della commedia all'italiana, un paese in cui difficilmente perdi il lavoro per aver violato la morale di Instagram, ma le racchette da padel prendono tosto le distanze. Ci sono molti aspetti, commenta ancora Guia Soncini sull'inchiesta.it di questa storia, che sono indicativi dello spirito del tempo e uno è la curva di apprendimento piattissima. Siamo a quasi maggio 2023, sono 8 anni da quando John Ronson ha pubblicato I giustizieri della rete. Non abbiamo ancora capito che linciare gente online è quantomeno imprudente. Il pezzo prosegue, ma insomma, la stronzetta americana, mettiamola così. E 17 milioni di visualizzazioni su TikTok, roba importante. 3 infami, 3 franti, 3 ragazze italiane che ridono. Chi è Sam Altman? Questo invece è un articolo piuttosto interessante su Wired di nuovo.it, l'uomo che deve salvare la Silicon Valley. Con la storia di ChatGPT, intelligenza artificiale, è lui che salverà la baracca dei sociopatici della Silicon Valley. Da Y Combinator a OpenAI e ChatGPT,
come un 37enne già socio di Elon Musk è diventato la persona incaricata di risollevare le sorti della scena tecnologica californiana. Insomma, siamo nelle mani di questo qui. Andiamo bene. Lasciamo le anticipazioni, andiamo a vedere qualche prima pagina. Tra le memorabili di oggi, Il Riformista di Piero Sansonetti, i giri di valzer dell'avvocato Giuseppe Conte, adesso gli piace la Meloni, perché Giuseppe Conte in un'intervista alla Stampa ha osato dichiarare di avere apprezzato la lettera di Giorgia Meloni al Corriere della Sera sul fascismo e sul 25 aprile. Che scandalo, si scandalizza appunto Piero Sansonetti. Sul Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria, invece il nuovo patto di stabilità, le nuove regole europee. La Commissione europea ha presentato la proposta del nuovo patto di stabilità. Cos'è? È ciò che regola la finanza pubblica dei Paesi membri dell'Unione Europea, cioè anche la nostra finanza pubblica, le nostre tasche, il nostro quattrino. La proposta di nuovo patto di stabilità dovrà essere approvata da Consiglio e Parlamento europeo. Restano i paletti, deficit e debito, ma l'Europa propone che ogni paese raggiunga un piano di rientro dei conti pubblici, lo negozi. In base alle simulazioni europee, all'Italia sarebbe richiesta una correzione fino a 15 miliardi all'anno su 4 anni. 15 per 4 quanto fa? 60 miliardi che dobbiamo rimetterci. Chi? Noi, contribuenti e contribuentesse, che diventano 7-8 su 7 anni. Il ministro Giorgetti ha chiesto di escludere la spesa per investimenti. Insoddisfatta la Germania. Chiusa l'avvertenza Whirlpool, salvi 312 posti di lavoro a Napoli, mentre Stellantis Fiat taglia 3.500 posti negli Stati Uniti, uscite anche in Italia. Mentre vediamo anche la prima pagina del quotidiano degli avvocati italiani. Il dubbio, guerra fredda al Consiglio Superiore della Magistratura, i consiglieri avvisano il vicepresidente, l'avvocato leghista, tra virgolette, Pinelli. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, peraltramente presieduto da Sergio Mattarella, rischia di saltare dopo il no dei laici sui lavori a tappe forzate. Insomma, contrapposizione tra l'avvocato Pinelli, vicepresidente del CSM, e gli altri che difendono i magistrati. Lasciamo il dubbio, andiamo al Fatto Quotidiano, perché c'è una simpatica frase sopra la testata di oggi che ci ricorda che Angelino Alfano non solo è vivo ed esiste, ma resiste, straesiste e ha tante poltrone sulle quali poggiare le terga. Ex vice Berlusconi, Angelino Alfano è entrato anche nel consiglio di amministrazione delle autostrade di Gavio, dopo la presidenza del gruppo della sanità San Donato. Forse, come diceva Berlusconi, gli mancava il quid, ma non il senso della poltrona, commenta il Fatto Quotidiano. Italia Oggi si occupa, intanto in prima pagina, di assegni di mantenimento post separazioni tra coniugi. Quando il padre non paga, a pagare possono essere anche i nonni, lo sappiano le madri. Mentre il Molise va alle urne a giugno, esiste tra l'altro il Molise, esiste come regione in Italia, il Molise 300.000 abitanti, un quartieretto di Milano, insomma sarà l'ultima regione ad andare al voto quest'anno, dopo Lombardia, Lazio e Friuli. Del PNRR, il pernacchione europeo, si occupa in prima pagina su Italia Oggi il direttore Magnaschi nella Corsivo, la rubrica diritto e rovescio. Il PNRR è nato pieno di soldi, ma anche stortignaccolo. Nella parte infrastrutturale doveva puntare su grandissime opere da progettare e realizzare in lotti unici, in modo da completarle rapidamente, costruendo in pochi anni un paese diverso. Ad esempio, alta velocità ferroviaria Milano-Palermo, ponte sullo stretto compreso, Milano-Taranto, Genova-Roma, Tirrenica, Napoli-Bari, mega politecnici con enormi campus concepiti come nazionali, a Napoli per il digitale, a Bari per il gestionale. E poi sempre al sud enormi dighe e non laghetti per i pediluvi, come si è arrivati a proporre, uno per campanile. Abbiamo le conoscenze per realizzare questi progetti. L'impresa italiana WeBuild, ad esempio, sta realizzando a Rogun, in Tagikistan, la diga più alta del mondo, e in Africa ne sta facendo un'altra sul Nilo Azzurro, per soddisfare i fabbisogni elettrici dell'intera Etiopia. Sarebbe quindi pronta a soddisfare la sete del nostro mezzogiorno, se si fosse voluto, ma auguro che lo si voglia, ridiscutendo il tutto a Bruxelles. Insomma, il PNRR stortignaccolo
Ce la facciamo a raddrizzarlo? Bel punto di domanda, scrive Magnaschi su Italia Oggi. Su Avvenire invece, in primo piano, la questione appunto del PNRR. Il governo rassicura sugli asili nido, capirai, l'impegno di Fitto: spenderemo tutti i fondi. Il ministro Fitto ammette ritardi sulla spesa da 4,6 miliardi per asili nido e scuole per l'infanzia. Piano a rischio, ma troveremo una soluzione. 3,1 i miliardi per gli asili nido in senso stretto, 4,6 in tutto per le scuole. Questo è il problema numero uno dell'Italia, ma comunque troveremo una soluzione per salvarlo questo piano. Al palo anche il capitolo idrogeno. Insomma, siamo messi così cosà, chi lo sa, vedremo. Confermato lo stralcio dal piano degli stadi di Firenze e Venezia, ora si stringe per incassare la terza rata da 19 miliardi. Tanto poi paghiamo noi, che ce frega, dicono loro. In aula il ministro apre al confronto su eventuali noi inteso come noi, cittadini normali, contribuenti e contribuentesse. Le opposizioni denunciano, questi qui navigano a vista. Su Avvenire c'è un'intervista al sindaco leghista di Novara, Alessandro Canelli, delegato dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani Lanci alla finanza locale. La partita si può ancora vincere sul PNRR, i comuni sono pronti a fare la loro parte. Ma i comuni hanno un bel problema, come ci ha spiegato l'altro giorno Marino Longoni, direttore di Italia Oggi 7. Devono anticipare loro il 90% delle spese per le opere compiute e non hanno un soldo, quindi le spese sono ferme, i comuni sono incazzati, le imprese pure, e il cittadino paga, perché tanto è tutto debito. Le amministrazioni locali hanno bandito più di 35.000 gare. Anche i bandi sugli asili non stanno andando male, sono al 65% del totale, spiega Alessandro Canelli, questo con riferimento non so se a tutta Italia o perché ci sono zone d'Italia dove le richieste per i fondi disponibili per gli asili nido sono molto basse. La questione non è così stupida, perché giustamente ha a che fare anche con il tasso di occupazione femminile, con la questione demografica, fare più figli eccetera. Ok, fare figli, ma se non c'è l'asilo nido dove li metto? E quando posso andare a lavorare? Punto di domanda. Insomma, è tutto collegato, però stando ai numeri, su 3,1 miliardi per asili nido le richieste sono arrivate scarsamente a 1,2. Intanto vedremo, perché è tutto un vedremo, qua aggiusteremo, faremo, promettiamo, auspichiamo, eccetera. Ritardi del PNRR al centro della conversazione del sussidiario.net con il professor Gustavo Piga, economista dell'Università Tor Vergata di Roma. Lo realizzeremo al 75%, ma in più anni, è l'opinione di Piga. C'è chi stima un PNRR realizzato solo al 30%, il governo non ci sta, ci manca una pubblica amministrazione all'altezza, ma l'Europa deve lasciarci investire in cambio della mitica spending review. Anche qui staremo a vedere, si vedrà. In Lombardia per fortuna siamo messi bene, perché al PNRR il neo presidente della commissione PNRR del Consiglio regionale della Lombardia è l'ex assessore Giulio Gallera, che assicura al giornale di oggi, in dorso milanese, in arrivo sono 16 miliardi di euro. La regione aiuterà i comuni, dice Gallera, che promette opere pubbliche realizzate in tempi rapidi. Resto in Forza Italia, Berlusconi ci vuole leali, bla bla bla. Nuove regole europee anche su debito e deficit. È l'altro capitolo di giornata. La Commissione europea ha scontentato un po' tutti con la proposta avanzata ieri, scrive Avvenire, per la riforma del patto di stabilità. Nuove regole europee su debito e deficit, cioè i famosi parametri del 60% debito PIL, 3% deficit PIL, i parametri di Maastricht, le regole sulla finanza pubblica. La prima proposta lascia tutti scontenti, scrive Avvenire. Il testo preparato da Bruxelles prevede strategie di aggiustamento dei conti pubblici su 4 o su 7 anni, mettendo al centro il parametro della spesa. Per l'Italia significa correggere i conti pubblici tra i 9,5 e i 16 miliardi all'anno, con il che tutte le promesse di tagliare le tasse, fare l'autonomia delle regioni, come ottimamente Calderoli spiega oggi a Capezzone, possono andare a farsi fottere, diciamo così, in maniera elegante, perché se tu devi cacciare tra i 9 e i 16 miliardi all'anno per rispettare le nuove regole di finanza pubblica, dov'è che vai a fare le riforme? Sul libro dei sogni, per essere eleganti. Il conto è da 60 miliardi, scrive Marco Zatterin sulla Stampa, stamani a pagina 3.
sulla questione della riforma delle regole di finanza pubblica o patto di stabilità. Regole più flessibili, ma finisce l'era della spesa senza limiti. Capirai che Eldorado che abbiamo vissuto è inaugurata col Covid. Vi siete accorti in questi anni di spesa senza limiti come siamo vissuti bene? Siamo vissuti per 2 anni nell'Eldorado. Questo Eldorado, questa meraviglia, adesso finisce. La spesa senza limiti inaugurata col Covid, basta, finisce. L'Italia torna ad essere l'osservata speciale, sarà chiamata risparmi significativi. Vale a dire quanto? Quanto dobbiamo cacciare a lor signori? Quasi 9 miliardi all'anno per 7 anni. 7 per 9 quanto fa? 63? Sì, più o meno, dovrebbe essere. Esatto? Esatto, forse sì. No, non lo so se è esatto. Comunque, ad ogni modo, 9 miliardi all'anno per 7 anni, 7 per 9, 63, se tutto va bene. Oppure 16 miliardi all'anno per 4 anni. 16 per 4 quanto fa? 64. No, quant'è che fa? 60, sì, 64. 16 per 4 fa 64. Allora, se tu paghi 9 miliardi all'anno per 7 anni, paghi 63. Se invece, per 7 anni, se invece paghi in 4 anni, paghi 64. Ma forse conviene 63. Tanto 1 miliardo in più, 1 miliardo in meno, chi è che ce lo mette? Noi. Ergo, oppure 16 miliardi all'anno per 4 anni nella peggiore delle ipotesi. Quale? Quella in cui l'Italia non riesca a mettere le briglie al suo fantastico debito. In ogni caso sono circa 60, 63, 64 miliardi di risparmi, tradotto soldi che dobbiamo cacciare noi, cittadini italiani, da realizzare in un tempo variabile e negoziabile per non violare il nuovo patto di stabilità, sempre che rimanga come lo ha presentato la Commissione. Sono 4 ponti sullo stretto di Messina per scendere fra terra e terra, scrive La Stampa a pagina 3. È bene o è male? Si domanda Zatterin. Meglio del vecchio impianto di regole più rigide e stupido dell'auspicabile che a bocce ferme avrebbe imposto fino a 80 miliardi di tagli annui. Insomma, questa legnata qui è meglio di 2 legnate, ovviamente, decisamente peggio del vuoto seguito alla pandemia, dell'opportuna sospensione dei vincoli che ha favorito spese generose. Forse troppo, ve ne siete accorti quanto è stato speso per noi in questi anni? Andiamo sul tempo e vediamo che musica si suona da quelle parti per commentare il nuovo patto di stabilità. Da 15 miliardi all'anno è l'aggiustamento in caso di un piano di 4 anni che verrà chiesto all'Italia. Benissimo, con il che veramente scordiamoci tutte le promesse elettorali, cioè mettetele proprio nel cestino della spazzatura le promesse elettorali, taglio delle tasse, questo e quell'altro. Ogni anno 15 miliardi all'Europa, verrà chiesto all'Italia col nuovo accordo che entrerà in vigore dal 24, viene da ridere, mettiamola così, pressing di Bruxelles perché mica è finita. Queste condizioni di favore, per cui vi chiediamo 60 miliardi in 4 anni, voi le potete avere soltanto se aderite anche a un altro debito, il MES, quello del Fondo Salva Stati. Pressing dell'Europa sul MES. Ora l'Italia deve firmare. Domani il ministro dell'Economia Giorgetti al vertice di Stoccolma e lì dovrà dare una risposta. Impossibile discutere di altre riforme se prima non abbiamo messo in atto un'intesa su questo, dice l'Europa. È un ricatto, scrive il Tempo. Sulla Stampa di Torino, pagina 4, MES, l'Europa in pressing. Domani al vertice di Stoccolma l'ultimatum dei ministri delle finanze al governo italiano. L'avvertimento: senza la ratifica del MES gli altri dossier restano congelati, italianuzzi. E Giorgetti, scrive La Stampa in retroscena, peraltramente è costretto a temporeggiare ancora. Roma teme che i falchi stravolgano il patto. Meloni, dall'opposizione, aveva tuonato contro il MES, il meccanismo di stabilità o fondo salva stati. Viva la Grecia, il modello è quello lì, della Grecia degli anni che furono. Avete visto come è riuscita bene l'operazione in Grecia? Ora cerca di evitare l'ennesima retromarcia. Il premier italiana. Gli avvertimenti di Goldman Sachs e di Moody's sul debito pubblico indeboliscono la posizione negoziale della Premier, racconta La Stampa. Federico Fubini, da par suo, in qualità di vice direttore
ad personam, credo, del Corriere della Sera, o comunque vice direttore del Corriere della Sera, si occupa di una persona che conosce molto bene, cioè il ministro Giorgetti. Ma con queste regole, ha detto Giorgetti, secondo Fubini, dovremo rivedere anche gli investimenti. Avevamo chiesto di escludere almeno le spese del PNRR dal calcolo del nuovo patto di stabilità. Il documento di economia e finanza è adatto a rispettare i criteri di bilancio indicati dalla Commissione europea. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, guarda digitale e transizione verde, che sono inclusi nel calcolo delle spese obiettivo. Si tratta di riconsiderare i progetti, riallocare le risorse su quelli realmente in grado di aumentare il potenziale produttivo del Paese. Giancarlo Giorgetti non è sorpreso, ci racconta Fubini, e dunque è vero. Sapeva, da quando ha accettato l'incarico, che come ministro dell'economia avrebbe segnato un cambio di stagione. Finiti gli anni della deflazione, della pandemia, che avevano portato la Banca Centrale Europea a sostenere il debito dell'Italia. Si spera siano passati anche gli shock Covid, crisi energetica, che avevano indotto a sospendere le regole di bilancio europee. Era stata una fase dura, ma ora Giorgetti dovrà navigare in tempi normali, con un'economia e un debito pubblico che normali non sono. Il sistema Italia era fragile, lo resta, eccetera, eccetera. Con queste regole dovremo rivedere gli investimenti, cioè soldi, minga, se dobbiamo darli all'Europa. Patto di stabilità, anche sul sussidiario.net c'è un approfondimento con Mario Baldassarri, ex vice ministro dell'economia per Alleanza Nazionale nei tempi che furono, e presidente del Centro Studi Economia Reale di Roma. Riforma ipocrita, dice Baldassarri, serve un bilancio federale europeo, cioè un bilancio comune di tutto il maxi mostro europeo. Bruxelles ha presentato una nuova proposta di riforma del patto di stabilità, non risolve il problema europeo. Anche su scenarieconomici.it, il pezzo di Guido D'Alandriano, arrivata la proposta della Commissione per le politiche di bilancio, cioè il nuovo patto di stabilità, è peggio di prima. Mentre una cosa interessante è commentata da Paolo Annoni sul sussidiario.net, la frase "tutti più poveri" della Banca d'Inghilterra, che alza il velo sull'inflazione e la transizione green. Cioè, a furia di nuovi patti di stabilità, di PNRR, di MES, di green, di endotermico, di case green e tutto il resto, qua diventiamo tutti più poveri. Urca, che scoperta! A furia di cacciar soldi, la morale della favola è: se tu continui a pagare tasse, a cacciar soldi, diventi più povero. È una bella scoperta. Esatto? Esatto. Il capo economista della Banca d'Inghilterra, Hugh Peel, ha dichiarato che occorre accettare che siamo tutti più poveri. Non è una fatalità. C'è un motivo preciso, secondo Paolo Annoni. Secondo voi? E proseguiamo velocemente. Da segnalare, cambiando argomento ma sempre parlando del Dio uno e quattrino, quell'enorme cantiere da 750 miliardi di dollari in Ucraina, naturalmente. Gian Michalessin se ne occupa ottimamente a pagina 7 del giornale. 600 aziende italiane sono pronte per gli appalti. Tutto il mondo guarda agli affari del dopoguerra, con l'incognita dei tempi. All'Italia assegnata la zona di Donetsk, la più complicata, una bella scommessa. Se la guerra è un affare, la ricostruzione di più, scrive Michalessin. Dopo 40 anni e passa di missioni internazionali, condotte efficacemente dal punto di vista militare e della sicurezza, ma fallimentari dal punto di vista politico ed economico, Afghanistan, Libano, Iraq, il governo italiano vuole garantirsi un posto al sole nella ricostruzione dell'Ucraina. Una bella espressione, un posto al sole, lo diceva quello là con la testa lucida e lo parodiava invece il grande principe De Curtis. Ad ogni modo, speriamo bene trovare il posto al sole. L'affare, se e quando la guerra finirà, non è da poco. Un rapporto pubblicato a marzo, Banca Mondiale, stima in 411 miliardi di dollari il costo di un nuovo piano Marshall per l'Ucraina. La grande incognita è che la guerra non è mica finita. Al momento non sono in vista né un cessate il fuoco né la pace. Dunque la certezza è l'esponenziale crescita dei danni. Non a caso la stima della Banca Mondiale è già rincarata rispetto a settembre. Molti osservatori stimano un costo finale di 750 miliardi di dollari.
quanto basta per trasformare l'Ucraina del dopoguerra nel più grande cantiere barra affare del mondo. Dunque, nonostante i progetti messi sulla carta oggi rischino di rivelarsi irrealizzabili o superati, è importante garantirsi un posto a tavola, un posto al sole o un posto a tavola per essere più precisi. Ed è questo l'obiettivo della conferenza di ieri. Una conferenza a cui partecipano 600 aziende italiane e 200 ucraine con le principali autorità dei due paesi, Meloni, Schimal, Kulieba, bla bla bla. Ovviamente l'Italia non è la sola ad aver compreso l'importanza della vicenda. Lo scorso agosto il presidente turco Erdogan spiazzò tutti sbandierando un memorandum sulla ricostruzione firmato durante il vertice di Leopoli. A dicembre il presidente Macron rispose con una conferenza allargata a 700 aziende francesi in cui, oltre a garanzie statali a chi investiva in Ucraina, annunciò contratti per 100 milioni di euro per fornire ponti galleggianti, infrastrutture ferroviarie, sementi agricole. E la Germania ha approfittato del Recovery Construction Forum a Varsavia, febbraio, per annunciare la creazione di un fondo di garanzia sugli investimenti e interventi nel settore del cemento. L'Italia nel suo piccolo si era messa in moto a giugno 22. Confindustria e governo ucraino siglarono un memorandum per la ricostruzione. Intese seguite a gennaio dalla visita a Kiev del ministro Urso e dall'inaugurazione presso l'ambasciata italiana di un ufficio di Confindustria. L'attivismo del governo sconta però i ristretti ambiti territoriali riservati all'Italia dalla conferenza di Lugano che a luglio 22 ha già definito le zone di intervento in Ucraina. Ebbene, a Italia e Polonia è stata assegnata la ricostruzione dell'oblast o regione di Donetsk. Una scommessa non da poco, cuore, assieme a Lugansk, della presenza filorussa. Questa regione è al centro di combattimenti fin dal 2014, quando votò per la secessione dall'Ucraina. Insomma, la zona più rognosa per la ricostruzione l'hanno data all'Italia e ai polacchi. Una secessione seguita lo scorso 31 settembre dall'annessione a Mosca. Proprio per questo la partecipazione dell'Italia alla ricostruzione e le sue dimensioni restano molto difficilmente quantificabili. Cioè all'Italia per la ricostruzione dell'Ucraina hanno dato una zona russa. Mi sembra un capolavoro assoluto. Se un ipotetico cessate il fuoco fotografasse l'attuale situazione bellica, la regione di Donetsk resterebbe una regione divisa e contesa, con il capoluogo Donetsk e il 60% dei territori in mano a Mosca e il 40% in mano all'Ucraina. Ovviamente da qui alla fine del conflitto tutto può cambiare, perché come insegnava Alberto Sordi, conclude Michele Sin, finché c'è guerra c'è speranza. Mi sembra molto interessante la zona di Donetsk assegnata all'Italia. Intanto va segnalato, andiamo velocemente, un bell'articolo di Massimo Solari sulla pubblicità dell'Italia con la campagna Open to Meraviglia, con la Venere di Botticelli rifatta modello Ferragni da Daniela Santanchè, ministro del turismo. Una Venere modello Ferragni è giusto appunto il titolo del pezzo su Italia Oggi a pagina 9. Ma perché in Italia tutto oscilla tra il tragico e il ridicolo? Così è diventato il capolavoro di Botticelli dopo il ritocco per una campagna per l'Italia. Slogan fatto da due parole in inglese e una in italiano. Open to Meraviglia. Il video è stato girato in Slovenia, tanto per capirci, da un regista olandese. E Rampelli si contorce di dolore, colui che proponeva multe per chi nella pubblica amministrazione usa parole inglesi. Povero Rampelli. La traduzione automatica ha trasformato fermo in still stand, cioè fermo nelle Marche è diventata in inglese still stand, ovvero fermata, e la cittadina emiliana di 100 è diventata 100, centinaio. Scalea è treppe, cioè scalinata, ma la più divertente è camerino, che tradotto diventa garderobe, guardaroba. Camerino nelle Marche, cose dei turchi, solo che i turchi sono più seri, diciamo così, mentre nasceva un grande, 27 aprile 1923, in quel di Trieste, nasceva Lelio Luttazzi, fu scoperto innocente dopo 30 giorni di carcere, anche lui visse un orrore giudiziario, ricorda Walter Vecellio sul quotidiano Italia Oggi.
Sarà sempre un grandissimo Lelio Luttazzi, immortale, grandioso anche come musicista, veramente stratosferico. Fu un protagonista di un arresto insieme all'amico Walter Chiari con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti, tutto sulla base di un'intercettazione telefonica. Luttazzi si limita a girare a uno sconosciuto, che poi si rivela essere uno spacciatore, un messaggio di Walter Chiari, tipo: Walter dice che Chiari fa effettivamente uso di droga, Luttazzi neanche l'odore, però i propri complimenti lo arrestano ugualmente. Una trentina di giorni di carcere, un mese per prendere atto che è innocente. Un clamoroso errore giudiziario. Di vicenda analoga parleremo tra poco con Felice Manti in relazione alla questione della strage di Erba, ovviamente. Mentre Open to Grazie, scrive Armando Testa comprandosi una pagina del Corriere della Sera. Armando Testa naturalmente è la omonima agenzia di pubblicità che ha lavorato per Daniela Santanchè, per Open to Meraviglia e per tutto il resto. Grazie, perché quando una campagna di promozione turistica rompe il muro dell'indifferenza e riesce a dar vita a un dibattito culturale così culturale, scrive l'Armando Testa, così vivace come quello acceso in soli 5 giorni da Italia Open to Meraviglia, rappresenta sempre qualcosa di positivo. Non accadeva da anni, scrive l'agenzia pubblicitaria che ha lavorato per la Santanchè coi soldi nostri, che la notizia di una campagna istituzionale suscitasse un eco di tale portata. Quando poi si tratta di una campagna solo presentata ma ancora non uscita, probabilmente una portata unica. Grazie per le migliaia di visualizzazioni, commenti, meme, eccetera, eccetera, scrive Armando Testa. Venere carissima è il titolo del pezzo invece sulla Stampa di Torino. Le traduzioni, appunto, fermo nelle Marche diventa still stand, così si mettono tutti a ridere nel mondo, almeno facciamo simpatia, no? I finti follower, i dubbi sui 9 milioni investiti, non si fermano gli attacchi social sulla campagna di Daniela Santanchè, che dal 1° maggio sbarca anche a Dubai, in quel bel paesetto simpatico che sono gli Emirati Arabi Uniti. La ministra dice: così fa successo questa bellissima campagna. La versione in tedesco è sbagliata. Località come Prato o Camerino sono tradotte Rasen o Garderobe. L'azienda dice non hanno fatto richiesta di revisione finale dei contenuti. Alcuni fotogrammi, parte della campagna sulle meraviglie italiane, sono stati girati in Slovenia, scaricati da una piattaforma di video stock. Il consigliere regionale toscano del PD, Melio, sostiene che i follower della pagina Instagram sono falsi, comprati con soldi pubblici per gonfiare i numeri del successo della campagna. Alla Campania ci pensa De Luca. 4,5 milioni sono stati spesi per video, diffusione e affissioni, 4 per campagne cross-mediali, 500.000 per altre spese. Intanto i rettori dell'Università Statale di Milano, Elio Franzini, e del San Raffaele, Felice Gherlone, sono stati rinviati a giudizio insieme a 3 docenti con l'accusa di aver truccato 2 concorsi per altrettanti posti da professore ordinario in urologia. I reati a vario titolo sono corruzione, turbativa d'asta e falso. Processo il 5 luglio. I tuoi professori ci sono, evitiamo interferenze, cioè facciamo un bel accomodamento. 2 rettori a processo per la concorsopoli. Rinviati a giudizio Gherlone, San Raffaele, Franzini, Statale. Si difendono. Abbiamo sempre operato per il bene delle nostre università. A proposito di Milano, 7 bande di droga, le donne gestivano le piazze di spaccio, una rete smantellata grazie al pentimento di una pusher nelle faide dei gruppi di ultra del Milan e dell'Inter. Il lato oscuro di Genova lo racconta sulla Stampa Niccolò Zancan: cocaina, pistola irregolare, gelosia. Cosa c'è dietro il delitto del Carmine? Per capirlo bisogna guardare nelle pieghe della Superba, la città di Genova. Non il ritratto di una città da cartolina, ma un mix di fascino e di complessità. Nel frattempo, sempre al suo fianco, ci racconta Libero di chi stiamo parlando: della figlia di Angela della Morte, cioè l'onorevole Marta Fascina. Da 23 giorni vive in clinica con Silvio. Marta ha scelto di trasferirsi, scrive Libero, nell'appartamento del Cavaliere per stargli vicino in ospedale. Da 23 giorni non ha mai lasciato il San Raffaele. Purtroppamente è anche deputata, per cui non è mai andata alla Camera, ma questo non importa. Ieri l'ultimo bollettino, il quadro clinico è stabile. La ripresa adesso è ottimale. E questa è l'Italia.
Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'alta pressione è tornata a dominare nettamente la scena sul nostro territorio e regalerà oggi una giornata del tutto tranquilla con temperature in aumento. Al mattino infatti il sole splenderà in cieli pressoché sereni ovunque, eccezion fatta per qualche nube irregolare lungo l'arco alpino nonché sulle isole maggiori, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio andrà aumentando la copertura nuvolosa soprattutto al centro-nord, ma il tempo resterà asciutto ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Facciamo giusto in tempo a segnalare ancora qualche articolo dalla stampa di oggi, dai giornali di oggi. Vi segnalo, come sempre, l'interessante articolo da Berlino di Roberto Giardina per Italia Oggi, siamo a pagina 10. L'estrema destra ha superato i Verdi. Se si votasse oggi in Germania, l'attuale maggioranza, la maggioranza semaforo, cioè socialisti, verdi e liberali, la maggioranza rosso-verde-gialla, andrebbe a casa. Nostalgia della grande coalizione socialisti popolari. Gli estremisti di destra dell'AfD, Alternative für Deutschland,
Superano i Verdi. L'ultimo sondaggio è inquietante per gli ecologisti e secondo l'istituto demoscopico INSA i 3 partiti al governo, se si tornasse a votare domenica prossima, non avrebbero più la maggioranza. I tedeschi sembrano avere nostalgia della grosse coalizione, cristiano-socialdemocratici e cristiano-democratici insieme, per assicurare stabilità. Per la prima volta nella storia della Repubblica federale è stata formata a fatica una coalizione a 3, liberali, SPD e Verdi, che non fanno che litigare, divisi su tutto, dagli aiuti all'Ucraina aggredita da Putin agli interventi contro l'inflazione oltre il 10%, mai così alta dal dopoguerra, e tutti sanno che per la Germania l'inflazione è un tabù nazionale, alle misure per salvare il clima. In base ai dati pubblicati dalla popolare Bild Zeitung, i Verdi, i Grünen, scenderebbero al 14%, il livello più basso dal dicembre del 21, mentre Allianz für Deutschland, AfD, rimane stabile al 16%. Sulla questione degli scenari geopolitici e del grande reset promosso nel 2020 dal World Economic Forum, vi segnalo un articolo di Giorgia Audiello su avanti.it. Il grande reset, un programma di rimodellamento degli assetti politici e socio-antropologici sotto l'insegna della digitalizzazione, della transizione ecologica, del controllo sociale, delle tecnologie della quarta rivoluzione industriale. È un progetto di portata globale, ha il suo epicentro in Occidente, ma è fortemente radicato anche in Cina, paese che non a caso è considerato un modello dal fondatore del forum di Davos e ideatore del grande reset, Klaus Schwab. Lo trovate in home page su avanti.it. Mentre vi segnalo, giusto per chiudere, un bel ritratto, quello che Stefano Lorenzetto fa parlando con il figlio di Giovannino Guareschi, parlando con il figlio Alberto. I film di Don Camillo lo fecero incavolare, da ragazzo lo contestai e ancora me ne pento. Quando tornò a casa dai lager, Giovannino Guareschi pesava 46 kg, ma ricordo il suo sorriso, dice il figlio Alberto. Lavorava 3 giorni e 3 notti di fila senza scendere nello studio dell'Abaino. Calava una corda con un secchio e noi gli mettevamo dentro acqua, caffè e arance, molto gustosa come quasi sempre le chiacchierate di Stefano Lorenzetto, in questo caso con Alberto Guareschi, figlio di Giovannino. Ci fermiamo un attimo, musica, e poi cambiamo argomento e torniamo su ciò di cui vi parlavo prima, ovvero sulla questione relativa alla strage di Erba e i mass media, l'informazione.